Allora, sulla regione Friuli, noi abbiamo accompagnato negli ultimi mesi la regione Friuli, diciamo, in un processo prima di tutto, diciamo, di analisi, ma anche, diciamo, di accompagnamento verso un efficientamento della loro rete. E quindi sul Friuli siamo andati anche un po' oltre nel nostro esercizio, nel nostro modello teorico. Allora, in Friuli avevamo visto che ci sono, anche nel Friuli, insomma, c'è da dire che il numero di accessi impropri si concentra soprattutto in un paio di ospedali. La sede di Dolmezzo, ma Dolmezzo sta veramente decentrato, quindi non si tocca, ma sia a San Daniele, ma avevamo visto anche a Spilbergo, per esempio, come ci sia, diciamo, un numero di accessi impropri che, insomma, riducono notevolmente poi, diciamo, l'accesso medio giornaliero. Vedete anche in questo caso le due mappe e soprattutto alcuni punti scuri della prima che diventano molto più chiari nella seconda, quindi una migliore accessibilità con le case della comunità, tant'è che la distanza media per raggiungere il PS passa da 25 a 17, c'è un totale di 23 case della comunità, e qui per esempio la regione Friuli è l'unica che non ha punti rossi, quindi la presenza delle case della comunità sicuramente sono un vantaggio, la lucetta dove serve, la luce accesa dove serve, quindi producono solo dei miglioramenti in termini di accessibilità. Oggi vedrete, l'ingegner Baldino ci presenterà il modello CAO, il modello sperimentale dell'Emilia Romagna, che ha portato notevoli benefici, sicuramente ve lo dirà lui, in termini proprio di permanenza e di attesa rispetto al pronto soccorso. Allora, noi siamo un po' partiti dal modello CAU per applicarlo in modo veramente di esercizio alla regione Friuli. Quindi gli standard del CAU dell'Emilia Romagna prevedono che nelle 12 ore, cioè gli accessi su cui noi abbiamo fatto i calcoli, perché vi ricordate l'accesso improprio è quello analizzato nelle 12 ore, prevede per turno un medico e un infermiere fino a 40 accessi, un medico e 2 infermieri fino a 69 accessi, oltre 70 accessi 2 medici e 2 infermieri, che, diciamo, considerando le turnazioni diventano 3 e 3, 3 e 6, 6 e 6. Allora, siamo partiti dai medici di continuità assistenziale che il Friuli Venezia Giulia invia nei flussi, diciamo, dell'NSIS sull'FLS 12, che è un modello da cui si rileva il numero dei medici di continuità assistenziale, e abbiamo visto che su Asuggi 18 medici, sull'occidentale 41 e sul centrale 22, perché i medici di continuità assistenziale sono proprio quel personale che dovrà prendere in carico questi accessi, gli accessi di cui abbiamo parlato, all'interno delle case della comunità. Per il personale infermieristico invece abbiamo ipotizzato un recupero di personale infermieristico dai pronto soccorsi, anche alla luce dei minori accessi che ipotizziamo ci saranno, diciamo, col nuovo modello. Quindi abbiamo un po' ridistribuito, ripeto, diciamo, in modo veramente concettuale, teorico, questi standard, e alcune case della comunità, queste che vedete elencate, sono quelle presenti nel Friuli, sono divise per ASL, per la centrale, l'occidentale e l'orientale.
E per esempio su Trieste abbiamo ipotizzato lo standard che va fino ai 69 accessi giornalieri, noi qui li abbiamo calcolati, quindi 21, 20, 16, ipotizzando anche un unico punto di accesso per, diciamo, bisogni di bianchi e verdi di bassa intensità. E quindi abbiamo un po', come dire, spalmato su singole case o gruppi di case della comunità limitrofe molto vicine il personale della continuità assistenziale che oggi sta in Friuli presso i punti di guardia medica e degli infermieri. Quindi abbiamo alla fine un totale di 41 medici di continuità assistenziale, divisi 9 nella Suggi, 9 nell'occidentale, 13 nella centrale, e infermieri che in qualche modo devono transitare quindi dal pronto soccorso alle case di comunità, che sono pari a, anche in questo caso, sono un po' di più, sono 43. E con questo, diciamo, diciamo, il messaggio che vogliamo dare è proprio questo, cioè come efficientare, come utilizzare al meglio il personale all'interno della rete di emergenza-urgenza e dare gli stessi servizi in prossimità, quindi vicino alla residenza del cittadino, come il DM 77 come dire, afferma, è un principio, no, fondamentale. Quindi attraverso questa disamina che insomma vi abbiamo presentato siamo appunto arrivati a questo punto di caduta o di partenza, no? Perché poi dipende dalle prospettive. E speriamo appunto di aver dato a voi, che insomma siete amministratori all'interno delle regioni, insomma, degli spunti di riflessione e di lavoro. Io vi ringrazio, siamo disponibili per le prossime domande. Grazie.